tutti. Egregio signor Prefetto Giovanni Balsamo, egregio Vicepresidente della Regione Sardegna Giorgio Vespisa, Colonnello Maurizio Suri, carissimi sindaci di Sardegna, a tutte le autorità che sono presenti, civili, religiose e militari, a tutta la gente di Sardegna. Voglio dire che questo oggi è un momento importantissimo per noi. Io sono onorato, ma sono anche commosso di potermi trovare qui in mezzo a voi, ospite di questa nobile stirpe di Sardegna, che con il sangue di valorosi militari ha forgiato un'amicizia indissolubile con Asiago e con l'intero altopiano. Una nobile stirpe di uomini che nelle nostre montagne ha saputo testimoniare con ardore e coraggio la volontà indomita di difendere il grande ideale dettato dall'unità d'Italia compiuta appena una cinquantina di anni prima. E oggi a 150 anni che stiamo celebrando questo significato è molto importante. Cari amici, la responsabile consapevolezza di aver condiviso una parte così importante della storia della nostra patria ci rende fratelli e parte di un'unica comunità, portatrice di valori positivi che hanno arricchito la nostra nazione e hanno arricchito anche l'intero popolo italiano. A noi spetta l'impegno di condividere con nuova intensità la nostra amicizia e la nostra identità storica, che si sono forgiate nelle nostre montagne in un patto di sangue che nessuno potrà mai sciogliere. Una comune identità storica, dicevo, che ci impone di coltivare assieme la coscienza delle sue radici e che ci impone di approfondire, di non dimenticare l'enorme sacrificio che ha accomunato i nostri nonni durante la Grande Guerra, a difesa del suolo italiano, a difesa della patria, a difesa delle nostre famiglie. Per questo motivo, carissimi amici, abbiamo ritenuto doveroso, lo ripeto, doveroso, donare alla gente di Sardegna, per il tramite dei loro sindaci, il piccolo ma significativo lembo di terra di Montezemio, cimitero della gloriosa Brigata Sassari. Ne siamo davvero onorati. Per noi è un vero privilegio poter condividere con voi i valori dei vostri reggimenti, la professionalità e il valore della Brigata Sassari. Ne siamo veramente onorati. Per noi è un grande privilegio poter godere della vostra amicizia e condividere una parte della storia del vostro popolo. Dal settembre del 2007 a quota 1600 di Casara Montezemio, di Casara Zebio, ai lati del tricolore sventolano la bandiera sarda e quella veneta. È un segno importantissimo, è il segno tangibile di un impegno comune che abbiamo il dovere di tramandare alle future generazioni, affinché i principi sacri della nostra storia e della storia della nostra nazione possano continuare a vivere nel cuore e nella mente dei nostri figli e delle future generazioni. Ho la necessità anch'io di fare dei ringraziamenti. Devo ringraziare in primo luogo il generale Elio Cossu, che ha voluto, insieme al luogotenente Pinna, che ringrazio di cuore, che ormai è parte integrante della nostra comunità, hanno voluto insieme alla Brigata Sassari riportare in vita il valore di questo sacrificio. Con loro voglio ringraziare anche tutti quei ragazzi della Brigata Sassari che sono venuti a lavorare da noi, che sono venuti a lavorare in montagna per rimettere in pristino questo luogo sacro. E devo ringraziare la Regione Sardegna, che ci ha aiutato, che ha assistito i sindaci, che è stato un momento importante per questo progetto e per i progetti che ci saranno in futuro. Un ringraziamento va poi anche a tutti coloro che in altopiano hanno voluto e hanno perseguito questo progetto meraviglioso. E prima di tutto devo ringraziare due sindaci, che uno è qui, è Carlo Lunardi, e l'altro è Francesco Gattolin, sindaco che mi ha preceduto. Loro insieme ai sindaci della Sardegna, insieme a Quartu,
hanno voluto quest'opera che io, con la mia amministrazione, non ho fatto altro che portare a termine, con senso del dovere e con passione, ma sulla spinta di questa idea che hanno avuto loro. Grazie di cuore a Gattolini e a Lunardi. Un ringraziamento lo devo fare anche al mio assessore Guido Carli, che è qui presente, che ha lavorato anche per me per poi portare a termine questo progetto. Ho tenuto per ultimo Antonio Quartu. Il ringraziamento più grande va a lui, e con lui voglio ringraziare tutti voi sindaci, perché voi siete stati poi la benzina, il motore, siete stati tutto quello che ha potuto darci la possibilità di realizzare questo meraviglioso progetto, un progetto importantissimo, non dimentichiamocelo mai, un progetto che varrà moltissimo per i nostri figli, per le nostre generazioni, perché farà toccare con mano cos'è la tragedia della guerra e farà apprezzare il significato della pace. Grazie Antonio, grazie di cuore, non ti dimenticheremo mai. Penso che questo sia solo un primo passo verso un progetto molto più ambizioso che spero di poter vedere maturare negli anni insieme a tutti voi cari amici sindaci della Sardegna. Vedete cari amici, noi dell'altopiano siamo dei montanari, siamo gente di umile origine che non ha mai avuto niente facile, cui non è mai stato regalato niente, un po' come voi sardi, abbiamo sempre dovuto lottare contro una natura spesso difficile anche se meravigliosa, e vi garantisco che non è nostra abitudine regalare pezzi di terra, di quella terra che i nostri avi hanno sottratto alla natura con difficoltà, di quella terra dove portavano a pascolare le pecore prima, le mucche poi, di quella terra che ci ha dato modo di vivere e che abbiamo conquistato la natura con enormi sacrifici. Ma vi posso assicurare che la concessione del cimitero di Monte Zevio è stata fatta senza alcun problema, con immensa soddisfazione, con vero sentito piacere da parte di tutti i miei concittadini, ma dico veramente tutti. Ed è con grande soddisfazione che oggi, proprio su mandato della mia gente, vi consegno le pergamene che formalizzano il nostro impegno a favore di tutta la gente sarda. Grazie di cuore. Prima di concludere, un ultimo pensiero che voglio rivolgere ai vostri ragazzi in missione in Afghanistan. Dio li benedica e li protegga.